Buongiorno e bentrovati per la rassegna stampa TG Plus. Abbiamo le notizie di Treviso per oggi 18 maggio. Partiamo dalla tribuna. L'intelligenza artificiale rivoluziona le aziende. L'introduzione già sta cambiando la produzione del manufatturiero anche nelle imprese della marca, ma poi c'è da leggere tutto l'articolo. Vediamo invece nella fotonotizia artigiani e negozianti a Conte. Sicurezza e affitti, ora agisci che adesso sei diventato di nuovo sindaco. Dati una mossa e aiutaci. Le Pantere, si parla del volley, ai saluti, ma torniamo per rivincere. Una bella soddisfazione che hanno dato ai trevigiani, ma un po' a tutti in Veneto, le ragazze della pallavolo. Il Covid ferma Vendrame e Gandin, Hart si ritira, si sta parlando del Giro. Covid ancora sul piede di guerra. 12 progetti per l'Aerocamp Parco e Sport a San Giacomo, ma poi insomma sono tutte le altre le notizie di lato, ne vediamo moltissime. Si parla anche del ragazzo accoltellato morto in 2 minuti per una coltellata al cuore. Sul Gazzettino invece si parla ancora del maltempo, 9 morti e 28.000 sfollati, come il terremoto e la furia dell'acqua mette in ginocchio l'Emilia Romagna, esondati 21 fiumi, la pioggia di 7 mesi in 14 giorni, Imola cancella il Gran Premio di Formula 1 e l'allerta continua. Un anno di squalifica alla calciatrice, offese razziste all'arbitro e Costa devastata, dichiarata l'emergenza. Anche a Rosolina purtroppo ne abbiamo visti dei filmati e delle foto. Dal film per liceali sparisce la scena gay. Corriere del Veneto, andiamo a vedere autonomia. La Lega avvisa Fratelli d'Italia, le resistenze romane fanno infuriare il Carroccio Veneto, ritorsioni sul presidenzialismo. A Padova defibrillatori malfunzionanti, controlli per 600 pazienti, riportato dalla prima pagina del Corriere del Veneto. E poi c'è questa fotonotizia: Silvia e Marzia innamorate e spose, ora siamo madri felici di 6 figli, ma entrambe hanno matrimoni etero alle spalle. E la CTV, orari estivi come prima del Covid. Vedete che anche qui si parla di allagamenti e mareggiate in Polesine, dove è emergenza. Nella pagina invece che riguarda Notizie Plus di Treviso è stata salvata la Dopla di Casale, 110 dipendenti mantengono il posto di lavoro, e anche qui nuovi posti di lavoro in Veneto, aumentano le donne, sono aumentati di molto i posti di lavoro. E la tecnologia aerospaziale per l'agricoltura è stata presentata dall'assessore all'agricoltura della regione Veneto, Federico Caner. Trovate una bella notizia se siete interessati all'argomento anche qui sulla nostra pagina. È tutto per oggi per la provincia di Treviso.